Si è rinnovato nella giornata di ieri a San Giorgio di Nogaro l'appuntamento divenuto ormai tradizionale per Confartigianato Imprese Udine, che ogni anno, in un comune diverso della provincia, premia i suoi associati con gli attestati di benemerenza, un gesto che per l'associazione ha all'alto valore simbolico. 35 in tutto, più 2 premi speciali, per un totale di 57 artigiani premiati. Le benemerenze sono un riconoscimento della creatività, la storia, gli sforzi delle tante imprese che sono orchestre economiche capaci di suonare ogni giorno la propria scala musicale. Lo ha detto in apertura la presidente della zona della Bassa Friulana, Loredana Ponta, salutando la varietà di settori rappresentati. Edilizia, produzione agroalimentare, servizi alla persona, calzoleria, carrozzeria, mosaico, falegnameria, tipografia sono solo alcuni di quelli che uno dopo l'altro si sono meritati i riflettori a San Giorgio di Nogaro, premiati per una vita di lavoro, il know-how per l'innovazione, per il passaggio generazionale, un mix di ragioni che fanno di ogni singola benemerenza un attestato unico. La festa, celebrata come sempre in occasione del santo patrono degli artigiani, è stata anche l'occasione per consegnare nelle mani della politica i desideri del mondo artigiano. Richieste che purtroppo sono in molti casi reiterate. Certamente in 10 anni abbiamo sopportato una crisi strutturale che ha cambiato radicalmente lo scenario economico. Siamo determinati, umili ma determinati a fare ancora un percorso nell'interesse delle nostre aziende, nell'interesse dello sviluppo dei nostri territori, in particolare della regione della nostra Italia. Presidente Tilati, cosa significa oggi essere artigiani? Oggi far capire al mondo esterno cosa vuol dire essere artigiani vuol dire ancora una volta divulgare la cultura del fare, che senza il fare non ci sono risorse da distribuire a nessuno, senza il lavoro, senza lo sviluppo non ce n'è per nessuno. Nei giorni scorsi abbiamo visto un po' la situazione semestrale. 2019 che anno sarà per il mondo dell'artigianato in Friuli Venezia Giulia? Ma credo che dopo l'esame dei dati che abbiamo presentato alla semestrale ci inducano a dire che forse la discesa è finita. Da qui nasce solo un percorso in salita, un recupero del numero delle aziende e degli occupati. Tra i presenti anche l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, il quale lancia un messaggio chiaro e trasparente. Un messaggio assolutamente di vicinanza. La politica, la pubblica amministrazione ha il dovere di stare vicino a chi ogni giorno s'alza all'alba per alzare le proprie saracinesche, di chi ogni giorno crea posti di lavoro, di chi ogni giorno crea ricchezza, quindi lavorare per queste associazioni di categoria, lavorare per queste imprese che sono davvero l'asse portante dell'economia della nostra regione. Ma dalle parole ai fatti come si può dare quell'ulteriore messaggio di positività per investire nel futuro? Guardi, bisogna fare una cosa molto semplice, bisogna permettere agli imprenditori di lavorare, bisogna permettere ai lavoratori di trovare un posto di lavoro. Sembra una banalità ma non lo è, noi viviamo in un paese dove tutto ciò è molto molto difficile, quindi il compito della buona politica, il compito della buona amministrazione è proprio quello di adoperarsi affinché lacci e lacciuoli vengano meno, affinché la pressione fiscale venga meno, affinché insomma ritorni a diventare il paese Italia un paese friendly per chi vuol fare imprese. E magari il Friuli Venezia Giulia come modello? Ma assolutamente già, lo siamo già per molti casi, quindi assolutamente sì.